Sindaco, una Susegana viva in questa giornata all'insegna del Carnevale. Tantissima gente, fortunatamente il tempo ha aiutato, i carri sono moltissimi e molto belli, per cui una bellissima giornata per tutti di sano divertimento e ringraziamo gli organizzatori di Carnevale di Marca, la Proloco per aver portato una manifestazione che è anche molto complicata dal punto di vista delle procedure e anche della sicurezza, per cui un gran lavoro per tutti, ma il risultato è ottimale. Allora Assessore, un secondo episodio per Carnevali di Marca, dopo Tarso, una festa per tutta la città? Sì, per tutta la città e tutte le famiglie, in quanto il Carnevale comunque, come vede, io sono vestita con il carro di Susegana che dopo salirò, insomma è un importante momento di condivisione perché comunque le famiglie escono, poi i bambini si divertono gli adulti, perché infatti poi anche nei carri vediamo non solo i bambini ma anche i nonni, i papà, le mamme che lavorano, che fanno, e comunque insomma porta sempre una giornata di gioia. Il tempo pare che oggi ci aiuti e quindi insomma speriamo che si divertano tutti. Presidente, qual è l'emozione di avere un Carnevale di Marca anche qui a Susegana? È sempre stato bellissimo averli qui a Susegana, sempre una grande partecipazione e speriamo nel tempo che ci ha sempre aiutato. Oggi abbiamo circa 14 carri che percorrono, perciò è una grande soddisfazione. Tante persone, quanti giri faranno? Ne faremo un giro solo perché per il tempo, perché non c'è il tempo, dopo viene subito brunire, perciò la gente sono anche da lontano, devono andare anche a casa, perciò praticamente faremo un giro solamente. Grazie. Qual è stato il ruolo della Proloco in questo? È stato molto impegnativo con le nuove normative che ci sono messe in atto adesso, è stato un po' da lavorare. Da cosa sei vestito? Da Spider-Man.